Questa variante effettivamente ci preoccupa, è stata identificata in Sudafrica a novembre, in poche settimane ha rimpiazzato la variante Delta che già è molto contagiosa di suo, quindi sembrerebbe essere effettivamente più trasmissibile, però non andiamo nel panico perché non sappiamo prima di tutto che tipo di patologia causa, perché non sappiamo se causa una malattia più severa, uguale a quella di prima o magari anche meno severa, questo potrebbe anche accadere. E poi non sappiamo sui vaccini, cioè se i vaccini proteggono o no, io non mi aspetto una perdita totale di efficacia da parte dei vaccini, eventualmente potrà esserci una riduzione dell'efficacia, motivo per cui dobbiamo vaccinarci. Obiettivo mettere in sicurezza in termini globali, sottolinea l'immunologa Antonella Viola, guardando alle responsabilità politiche, altrimenti il rischio che si generino nuove e pericolose varianti è dietro l'angolo. Io non credo che avremo nuove chiusure perché i vaccini che abbiamo funzionano. Il problema è politico in questo momento, cioè la gestione della campagna di vaccinazione, nel senso che noi dobbiamo gestire bene i vaccini che abbiamo, dobbiamo procedere con una sospensione dei brevetti per fare in modo che ci siano dosi sufficienti per vaccinare anche i paesi poveri. Se la politica sarà all'altezza della scienza, perché la scienza ha fatto veramente tantissimo, ora la politica che deve essere all'altezza, con decisioni coraggiose. Benedice le scelte su Green Pass e Super Green Pass. Il nostro paese si è comportato molto bene, la scelta di usare il Green Pass prima e il Super Green Pass adesso sicuramente è una scelta giusta e condivisibile. Dobbiamo andare verso la vaccinazione di tutti.